Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre, saremo insieme fino alle 14:30, parte anche oggi puntuale alle 12, prima edizione. Oggi è un'edizione speciale soprattutto per la città di Treviso. Oggi ricorre il 79esimo anniversario del bombardamento della città di Treviso. A Palazzo dei 300 è già pronta per ospitare la cerimonia che avrà inizio alle 12:15. Per noi ci sarà il nostro Lucio Zanato, con cui tra poco ci collegheremo per il primo atto di questa cerimonia, che sarà la deposizione di una corona d'alloro. In quel bombardamento che, pensate, 79 anni fa avvenne proprio nel giorno di Venerdì Santo, come è oggi, morirono 1600 persone, bombardamento dell'aviazione statunitense sulla città di Treviso. Ne parleremo tra poco, ovviamente vi faremo sentire la cerimonia e alle 13:07 vi faremo sentire i rintocchi della campana, esattamente nel momento in cui furono sganciate oltre 2000 bombe sulla città che provocarono tutti quei morti. Ieri il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha ricordato questo bombardamento, queste sono le sue parole, ha detto: le immagini di distruzione e di morte che sono la memoria del bombardamento aereo di Treviso del 7 aprile assumono il valore di un invito alla ricerca e al mantenimento della pace a cui nessuno può sottrarsi. Queste le parole del presidente Luca Zaia e la cerimonia. Allora tra pochissimo con il nostro Lucio Zanato, ma partiamo con le notizie di cronaca che ci raccontano purtroppo della seconda vittima della valanga, che ci fu in Norvegia. È una seconda vittima vicentina, ma la cronaca ci porta nuovamente a Vicenza per un'altra storia, quella di un bambino che è finito in pronto soccorso. Siamo a Vicenza per aver ingerito della droga. Indagati i genitori avevano lasciato da soli 2 bambini con la droga praticamente a portata di mano. Vediamo il primo servizio. Una coppia di genitori che risiede in provincia di Vicenza è indagata per aver abbandonato in casa i figli di 4 e 7 anni, uno dei quali ha ingerito della cocaina. Il bambino era stato ricoverato in stato di coscienza alterata all'ospedale di Vicenza, dove è rimasto per 9 giorni prima di essere dimesso. La droga era stata lasciata, stando alle ricostruzioni, a portata di mano dei piccoli. I 2 genitori, lui cittadino di origini straniere di 31 anni e lei italiana trentenne, sono indagati con l'accusa di abbandono di minori con l'aggravante delle lesioni. Sul fatto indagano i carabinieri di Vicenza. Ora andiamo a Venezia. Era il 24 marzo, il parkour tra le calli veneziane, questi tuffi acrobatici. Bene, finalmente sono stati identificati gli autori di questo gesto e sono stati multati. Il comandante della polizia locale Agostini l'aveva detto: andremo a prenderli anche a Londra, e così metaforicamente è stato. I 5 responsabili dell'oltraggio a Venezia sono stati identificati, e questo anche grazie alla loro smania di mostrare al mondo le loro imprese, postandole sui social e provocando con arroganza il sindaco Brugnaro. Sono 4 inglesi e un veneziano, identificati attraverso indagini social, appunto, e in collaborazione con la polizia di frontiera. A loro carico una sanzione di 2000 euro ciascuno, che gli verrà notificata se torneranno in città. I loro nomi infatti sono stati inseriti nel database del Ministero dell'Interno. Le accuse sono giochi pericolosi, intralcio all'attività pedonale, bagno in canale, arrampicata su edifici storici, imbrattamento con adesivi delle spallette dei ponti. È un collettivo inglese che si chiama FET e si definisce una squadra professionista di parkour. Tanto non tornerò più a Venezia, diceva questo ragazzo nel mezzo di un quarto d'ora di video, che è un susseguirsi di acrobazie pericolosissime. Questo è poco ma sicuro. Nel padovano, anzi nel rodigino Ariano Polesi, nel caso della donna Archia Naui, che è stata uccisa evidentemente accidentalmente dal fuoco di uno dei figli. Ora per seguire i 2 ragazzi di 8 e 11 anni ci sarà uno psicologo. Vediamo il servizio. Un lutto terribile per la perdita della mamma. Il sospetto che sparare alla donna, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti della procura di Rovigo, sia stato il bambino di 8 anni, uno dei 2 figli di Archia Annaui, la donna uccisa da un colpo di pistola sparato alla testa ad Ariano nel Polesine. Un evento traumatico terribile da gestire per 2 bambini di 8 e 11 anni, spiega lo psicologo dell'età evolutiva David Polezzi. Sono situazioni estreme e anche molto rare.
fare, per fortuna, quindi anche in campo psicologico non è che ci siano migliaia di studi su queste situazioni. Quello che sicuramente si può dire è che lui sta molto probabilmente vivendo quello che si chiama un lutto traumatico, cioè una morte improvvisa di una figura significativa come quella della madre. Nel registro degli indagati con l'accusa di concorso in omicidio colposo, la procura ha iscritto il vicino di casa di 81 anni, proprietario dell'appartamento dove Archia viveva con i 2 figli e il marito. I 2 bambini non sono imputabili per la loro tenera età, diversa la posizione dell'anziano, una vicenda che inevitabilmente registra solo dolore con il pensiero che corre ai 2 minori. Sembra che negli adulti, ma soprattutto nei bambini, la morte improvvisa causi la convinzione che le persone a cui vuoi bene da un momento all'altro possono sparire in maniera del tutto imprevedibile, quindi questo è un po' quello che li fa preoccupare di più e questo è il pensiero su cui bisogna lavorare maggiormente. Poi ci sono molti punti non chiari e che sicuramente hanno bisogno di un aiuto anche sociale e non unicamente psicologico. Padova avevano appena rapinato 2 coetanei di pochi euro. I carabinieri hanno arrestato 2 sedicenni, hanno arrestato altri 2 minorenni che facevano da palo. È accaduto a Conselve. Sono agli arresti domiciliari con l'accusa di aver rapinato alcuni coetanei, 2 sedicenni, un italiano e un ragazzo di origine marocchina, che agivano in compagnia di altri 2 minorenni che facevano da palo e sono stati denunciati. I fatti sono accaduti a Conselve, dove i 4 sono stati rintracciati dai carabinieri nell'immediatezza della rapina mentre tentavano di allontanarsi. I 2 arrestati, sotto la minaccia di un coltello, avevano appena derubato 2 coetanei di alcune decine di euro. Immediata la segnalazione al 112. I carabinieri hanno rintracciato il gruppetto di giovanissimi e li hanno portati in caserma. Per i 2 autori della rapina è scattato l'arresto. I 2 complici invece sono stati denunciati e affidati ai genitori. Il denaro sottratto è stato restituito alle vittime. Il caso del 17enne che ha denunciato gli agenti di polizia dopo un controllo in procura è stata sentita. La mamma nelle prossime settimane sarà ascoltato, intanto anche il papà. È stata sentita dalla procura per sommare informazioni testimoniali come persona a conoscenza dei fatti per 4 ore la mamma del 17enne che ha accusato la polizia di averlo picchiato durante un controllo. Sono 4 gli agenti finiti nel registro degli indagati per abuso d'ufficio, calunnia e lesioni nell'inchiesta riaperta dal PM Roberto D'Angelo, presente mentre la mamma forniva agli investigatori le sue spiegazioni. Era la sera del 16 dicembre quando il ragazzo, dopo aver trascorso una serata con amici in una pizzeria, stava tornando a casa in bici. Il controllo della polizia da parte di 2 agenti in borghese della squadra mobile, convinti che si trattasse di uno spacciatore, è scattato dopo che il 17enne ha lasciato un amico, anche lui controllato. Da qui le ricostruzioni delle parti sono diametralmente opposte. Gli agenti sostengono di aver fatto vedere per 3 volte il tesserino al ragazzo, lui di aver reagito convinto che qualcuno lo volesse derubare. Sia gli agenti che il 17enne sono finiti in pronto soccorso. Sarà un medico legale su incarico della procura a esaminare le ferite e le lesioni degli agenti e del 17enne. Quest'ultimo, secondo quanto dichiarato dalla polizia, avrebbe avuto un alito vinoso. Una sorpresa per noi, contesta Cristina Bissacco, avvocato della famiglia del 17enne, a sua volta denunciato dalla polizia e sotto inchiesta per resistenza pubblico ufficiale e lesioni volontarie. Versioni contrastanti su cui si sta cercando di fare piena luce. Nelle prossime settimane la procura sentirà anche il padre del 17enne. Padova ancora con una triste storia di maltrattamenti che riguarda 2 anziani fratelli di Piazzola sul Brenta. Indagato un 88enne accusato di aver picchiato la sorella. Denunciato a 88 anni per aver maltrattato la sorella di 77, è accaduto a Piazzola sul Brenta. La vicenda risale al 2020. Costretti in casa dal lockdown, i rapporti tra 2 anziani fratelli diventano tesi a tal punto che il fratello maggiore era diventato aggressivo. Più volte i figli della donna hanno cercato di riportare la calma tra i 2 che litigavano spesso. A gennaio di quest'anno l'episodio più grave. L'88enne è arrivato a mettere le mani addosso alla sorella colpendola con una raffica di pugni
anni. La donna, a causa delle numerose fratture, è ricorsa alle cure del pronto soccorso e poi ha sporto denuncia. Il giudice ha disposto l'allontanamento da casa dell'88enne, che è indagato per maltrattamenti e ora vive con un'altra parente. Dalla nostra Valentina Visentin, il sindaco di Padova, come ben sapete, ha registrato il figlio di una coppia di mamme all'anagrafe. Nonostante la convocazione in prefettura, il comune di Padova tira dritto, va avanti. Ci colleghiamo in diretta da Padova, ovviamente, con la nostra Valentina Visentin. Sì, buongiorno da Padova. Si torna a parlare e soprattutto a discutere sulla registrazione dei figli delle coppie arcobaleno, perché il sindaco di Padova, dopo essere stato convocato in prefettura qualche settimana fa dal prefetto Raffaele Grassi dopo il caso di Milano, quando al sindaco Sala era stato imposto lo stop alle registrazioni dei figli delle coppie arcobaleno, il sindaco di Padova aveva confermato di voler andare avanti sulla sua strada, ovvero quella di continuare a registrare i figli di coppie formati da due mamme, e di pochi giorni fa, lunedì, proprio ha registrato il 33esimo bambino. Ovviamente, secondo le disposizioni della prefettura, dovrà segnalare il tutto alla procura, ma il sindaco ha dimostrato di voler tirare dritto per la sua strada. Sulla registrazione dei figli delle coppie arcobaleno ovviamente si è aperto il dibattito. Noi siamo andati a sentire i padovani che cosa ne pensano. Noi dobbiamo stare alle regole e non vedo perché Giordani non debba stare alle regole, indipendentemente da bambini, mamme, omosessuali o altro. È la regola, no? Il sindaco però ha detto che almeno per quanto riguarda i figli con le due mamme lui continua a registrare, infatti ne ha registrato uno. Al di là di questo, sei favorevole alla registrazione? Assolutamente sì, non vedo nulla di male. Assolutamente sì. Quindi secondo te il sindaco ha fatto bene a registrare? Certo. Ha fatto bene il sindaco a tirar dritto per la sua strada o no? Ma di fronte a una situazione di fatto ha fatto bene. Se poi vuole la mia opinione gliela do, ma sì, io non sono favorevole a questa impostazione, però mi rendo conto che il mondo ha molte sfaccettature e quindi bisogna affrontare anche le situazioni diverse dal, chiamiamolo, normale. Diciamo che dal punto di vista di legge no, perché non ha rispettato la legge. Da un punto di vista umano sì, sicuramente. Ecco. Quindi diciamo che ognuno deve lavorare secondo coscienza e spererei che lo facessero un po' tutti per questo, senza ovviamente andare fuori nei limiti di legge. Sono d'accordo comunque che tutti quanti abbiano un po' di una possibilità ovviamente nel poter dare, come dire, speranza ai bambini in generale, cioè anche alle coppie omosessuali. Ognuno ha le proprie idee e lui giustamente ha dato la sua, ognuno ha le sue. Ha fatto bene il sindaco a registrare questo bimbo? Per noi sì. Noi siamo a favore assolutamente, quindi sì. Sono cose che ognuno ha una maniera di vederle, chi c'è dentro la pensa in un'altra maniera, chi non è in quella situazione la vede un'altra. Sarà difficile che ne veniamo fuori facendo contenti tutti, diciamo. Avete sentito dunque molteplici e sfaccettate le opinioni dei padovani su chi è favorevole e quindi è d'accordo con il sindaco, chi invece un po' meno. Ovviamente questa polemica continuerà a far parlare anche nei prossimi giorni e quando ci saranno nuovi casi. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin, vedo già pronto il nostro Lucio Zanato da Palazzo dei 300 per la cerimonia. Eccoci Lucio, buongiorno. Buongiorno Anna, tra pochi istanti inizieranno la serie di cerimonie per il 7 aprile 1944. Giusto per dare dei dati, 1470 furono le vittime in quel venerdì santo, esattamente come oggi. Il bombardamento si ebbe dalle 13:24, noi seguiremo tutta la cerimonia grazie al nostro Nicola Marcato che adesso si mette vicino, che inizierà questa cerimonia con la commemorazione, la deposizione della colonna d'alloro qui ai piedi del Palazzo dei 300.
Trecento. Tenete presente che il Palazzo di Trecento fu tra i monumenti maggiormente colpiti, ebbe uno spostamento dell'arcata centrale di quasi 30 gradi e fu solo grazie alla volontà dei trevigiani che questo non venne abbattuto, perché i tedeschi dissero a quel tempo che doveva essere abbattuto. Adesso inizia la prima cerimonia, la cerimonia con la deposizione di una corona d'alloro e naturalmente il suono del silenzio. Io continuo a parlare nell'attesa che diano l'attenti. Ricordo che furono 159 le fortezze volanti, furono 2000 le bombe che vennero sganciate, dicevo appunto 1470 le vittime immediate, però si arrivò fino a 1600 con le vittime dei successivi bombardamenti. Treviso venne letteralmente devastata perché si pensava che all'albergo Stella d'Oro, che è più avanti dove adesso c'è Piazza della Borsa, ci fosse un vertice delle forze armate tedesche con il generale Kesselring. Questo non era assolutamente vero. C'è invece un'altra versione che pare che fosse che le 159 fortezze volanti mancassero l'obiettivo e quindi dovessero sganciare comunque le bombe da qualche parte e decisero di sganciarle sulla città di Treviso inerme. Va detto che fu una devastazione totale. Io adesso io sono vicino a Giancarlo Gentilini, però adesso sentiamo l'inizio della cerimonia e poi riprenderemo la linea. Intanto lascio le parole alla cerimonia. Del 7 aprile 1944. Attenti! Onore ai caduti! Riposo. Diamo ora la parola al consigliere comunale Davide Acampola, che darà lettura della preghiera delle vittime civili di guerra. Per tutti, attenti! Preghiera per i caduti e per le vittime della guerra. Signore della storia, Dio della vita, affidiamo a te i nostri caduti e tutte le vittime delle guerre e delle violenze che ancora insanguinano le nostre mani di uomini. Custodisci tu la loro vita, che ormai è nel tuo grembo di eternità, e fa che nessuna vita umana sia più calpestata e annientata dalla guerra. Custodisci tu i loro cari, dal cui amore essi sono stati sorretti, perché siano sostenuti e consolati dal tuo amore più forte della morte. Custodisci tu la loro memoria, rendila ricordo grato e insegnamento perenne, dell'orrore assurdo, del lutto, della devastazione che ogni guerra porta al mondo. Custodisci tu la loro fratellanza, nella quale oggi riposano assieme, senza confini di popoli, alleanze e religioni, testimoniando che la guerra è sempre fratricida. Custodisci tu, o Padre, i nostri fratelli, caduti in guerra ma caduti nelle tue grandi braccia, dove è la pace vera per la quale essi hanno lottato e che ti supplichiamo di riversare sull'umanità. Amen. Riposo.
presidente dell'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra di Treviso, Dino Daniotti. Onorevole signor Ministro, Eccellenza il Prefetto, signor Sindaco di Treviso, autorità tutte, civili e militari, associazioni combattentistiche ed arma, gagliardetti, presenti con i loro gagliardetti, cittadinanza tutta, vittime civili di guerra, che ce ne sono qui anche oggi. Siamo qui a rendere omaggio alle vittime civili, soprattutto del 7 aprile 1944, ma ricordiamo anche quelle della precedente guerra 1918, perché sono tutte vittime civili. Come la targa riporta, vittime civili di tutte le guerre e dei conflitti nel mondo, che purtroppo anche oggi sussistono. L'Associazione Vittime Civili di Guerra è grata di questa occasione e ringrazia l'amministrazione comunale per aver accolto sia nel mettere questa targa a ricordo, sia nel rinnovare di anno in anno questa celebrazione, che non vuole essere una celebrazione retorica, ma è il nostro riconoscimento a tutte quelle vittime che sono cadute innocentemente e ai loro familiari che ne sopportano la cruda realtà della loro dipartita. Con questo sentimento cerchiamo di celebrare ovviamente questa ricorrenza e questo momento, fermo restando che poi abbiamo un altro appuntamento in piazza, anche quello che rinnoviamo con tanto amore e con tanto rispetto. Grazie ancora a tutti. Diamo ora la parola al sindaco della città di Treviso, Mario Conte. Buongiorno a tutti. Grazie Ministro per la sua presenza, grazie Dottor Nordio per la sua presenza soprattutto nella veste di cittadino trevigiano in una giornata che rappresenta 79 anni fa la giornata più buia della storia della città di Treviso, dove 1600 nostri fratelli e sorelle ci hanno lasciato. Bisogna andare oltre le dinamiche dei numeri e pensare che dietro anche un solo numero c'è una vita, c'è una famiglia, c'è sacrificio, ci sono delle vite che sono state completamente cancellate. Proprio ieri, mentre celebravamo la Santa Messa a Santa Maria del Rovere al Tempietto, guardavo le date di nascita di quei 123 bambini che non ci sono più e immaginavo che quei bambini oggi avrebbero avuto l'età dei miei genitori. E quindi, oltre alla perdita di 123 bambini e 1600 morti, questa città ha perso 1600 storie da raccontare, che si sarebbero sviluppate con una famiglia, con del lavoro, con degli esempi sociali certamente che oggi avrebbero avuto tanto da dire per la nostra comunità. Invece non ci sono più, rappresentano davvero la pagina più brutta della nostra città e io l'appello che faccio nel ringraziare tutte le associazioni combattentistiche è che la giornata di oggi deve essere un monito per vivere in pace. E mentre noi siamo qui a celebrare, dispiace pensare che in Europa stanno piovendo bombe e ci sono ancora morti civili. E quindi evidentemente l'umanità non ha capito la lezione del passato, però non dobbiamo arrenderci, dobbiamo continuare a coltivare la cultura della pace e del rispetto. E quindi io sono onorato di celebrare ogni anno questo ricordo dei nostri concittadini, perché sia un messaggio di pace che Treviso lancia a tutto il mondo. Grazie per la vostra prestigiosa presenza oggi e viva Treviso. Diamo
Diamo lettura della nota pervenuta dal Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Pregiatissimo Sindaco Conte, il 7 aprile del 1944 rappresenta una ferita ancora aperta nella memoria collettiva della comunità trevigiana. In quel tragico Venerdì Santo, il patrimonio storico della Marca venne gravemente danneggiato in pochi istanti. L'eco delle bombe di ieri trovano purtroppo una sinistra eco nell'attuale situazione geopolitica internazionale. Considero pertanto le commemorazioni quanto mai attuali, poiché costituiscono un momento di riflessione collettiva. La pace rappresenta un valore profondamente interconnesso con la nostra identità. A rammentarcelo quotidianamente c'è il nostro gonfalone che, rifacendosi alla storica bandiera della Serenissima, lo evoca a lettere capitali Pax. La Regione del Veneto, come solennemente postulato nel comma 7 dell'articolo 5 dello Statuto regionale, promuove la cultura di pace, opera per la giustizia sociale, i diritti umani, il dialogo e la cooperazione tra i popoli. Ed è proprio in forza a queste convinzioni che noi veneti, rammentandoci del ruolo svolto dalla città di Venezia, dobbiamo sfruttare queste occasioni per ribadire, mediante una forza ispirata dalla nostra identità, che non esiste invasione giustificabile. Esprimendo la mia vicinanza a questo appuntamento, voglio ricevere il mio cordiale saluto, che per suo cortese tramite estendo a tutti i presenti, nonché alle autorità partecipanti. Luca Zaia. Nel ringraziare voi tutti, autorità civili e militari, associazioni combattentistiche d'arma e quanti hanno voluto essere presenti, vi invitiamo a raggiungere Piazza dei Signori per assistere a un breve momento di accompagnamento in attesa dei solenni rintocchi della campana della Torre Civica. Ecco, adesso ci si sposta verso Piazza dei Signori e io invece prendo con me un testimone praticamente oculare di quella vicenda, Giancarlo Gentilini. Giancarlo, andiamo insieme verso Piazza dei Signori. Allora, intanto da cittadino di Treviso, sì. 79 anni dopo. 79 anni dopo, vedi, noi quel 7 aprile eravamo convinti che, data la sacralità del cristianesimo, non ci fossero azioni di guerra. Perché era Venerdì Santo? Era Venerdì Santo come oggi, proprio la stessa cosa. Passione di Cristo e di Treviso, era tutta tappezzata poi Treviso. E quindi vivevamo in questa illusione, se non che tutte le nostre speranze tramontarono. E vedete, vi racconto una cosa, ho avuto la fortuna durante la mia esperienza di sindaco di trovare un pilota di una fortezza volante. Una di quelle 159? E sai perché c'è stata questa distruzione immane? Perché c'era la contraerea che sparava a tutta forza, e quindi quello mi disse: anche noi volevamo salvare la nostra vita, abbiamo scaricato e abbiamo omesso di colpire i bersagli militari che erano. Questa è una verità che me l'ha raccontata un pilota inglese di una fortezza volante. Andiamo insieme verso la piazza, perché dentro in Piazza dei Signori quella volta era stato allestito anche una sorta di rifugio antiaereo, se non ricordo. Sì, e poi ricordo sulla scala della prefettura una bomba incendiaria si era spaccata e aveva dipinto di giallo
tutto quanto. Se fosse... I frontali, dai che andiamo a vederla insieme, perché dobbiamo raggiungere la piazza. E lì poi più avanti, dove adesso c'è Piazza Borsa, c'era l'albergo Stella d'Oro. Lì si diceva che ci fosse Kesselring. Sono state tutte illazioni senza nessuna sicurezza, hai capito? Ma una delle cose che ha distrutto è stata la contraerea. Avevamo la contraerea però allo scalo Mota noi. Io avevo la contraerea in via Baracca, al Ciolo. Ecco, ricordiamo quanti anni avevi. Vedi? Quanti eri? Un bambino eri? Cosa bambino? Del 29, 39, 44. Appena terminato il bombardamento sono uscito, ho trovato il sindaco, il vescovo Maniero con tutti i pretini e a estrarre tutti i morti sotto le macerie. 15 anni, avevamo il sangue fino dappertutto, ma ricordati che l'uomo si abitua a tutto, alla morte, alla fatica, a qualsiasi cosa, e in quel momento volevamo salvare il maggior numero di persone perché si sentiva urlare, eccetera. E poi ti dico una cosa che mi è rimasta impressa: appena terminato il bombardamento la signora Stringa è passata in via Francesco Baracca urlando perché erano stati uccisi i suoi 2 figli. Questo è l'urlo di questa madre che l'ho ancora nelle orecchie, vedi? Sono ricordi che mi toccano. Sì. Senta Giancarlo Gentilini. Senta Giancarlo Gentilini, ma allora ricordiamo un attimo, lì com'è partita la cosa? Hanno suonato le sirene quella volta, dopo qual era il rifugio antiaereo? Prima del bombardamento c'era un combattimento aereo, tedeschi, americani, eccetera, così, ma senza distruzioni, soltanto forse sembrava quasi un allenamento. E siamo rimasti tutti a casa perché era l'ora del pranzo. Eravamo convinti che non ci fosse... Mezzogiorno e mezzo, insomma. Mezzogiorno e mezzo, alle 1:03. Io ero a casa. Cosa è successo? Siamo andati in magazzino con un elmetto a vedere queste ondate successive che venivano avanti. E poi fumo, fuoco? Fuoco, buono, morte, urla. Hai capito? 7 minuti. 7 minuti di inferno. Arrivavano, giravano, scaricavano e via. Ma è la contraerea che sparava a tutta birra, hai capito? Vedo qua, sotto qua, ero. Il suo nome e il suo cognome? Casarin Danilo. Anni? Spara. Il giorno della Befana dal 29. E quindi aveva quanti anni quel senso? 15 anni e ero qua sotto, qua. Lavoravo in via Risorgimento come su una piccola fonderia. Il rifugio antiaereo dov'era allora? No, i rifugi era Drio e il Sil che sono andati da fuori insieme con altri che ero qua perché sono a casa dopo una settimana dopo il bombardamento e a portare fuori i morti da Drio l'ospedale vecchio qua. Non capivo così. Ma lì ad esempio così, se lei stava lavorando qui a mezzogiorno? No, suonava sempre l'allarme qua perché gli aeroplani degli americani, gli americani che bombardavano praticamente, perché era sbarcare in Sicilia e la guerra non era finita e ancora, ma neanche erano in guerra, erano insieme con i tedeschi, avianti. Ci avviciniamo alla piazza. Sì, ma i rifugi antiaerei, ricordate che non esistevano i paraschegge. Sì. No, ma da Drio l'ospedale che era un rifugio, sì, lei ha fatto 200. Ma qua era tutte una copertura, no. Ecco, ma 200 passamorti che ha fatto da Drio l'ospedale vecchio qua. Era un rifugio e mi praticamente avevo 15 anni perché venivamo fuori, passai gli aeroplani. Allora, è partito l'allarme e lei dove si è rifugiato? Niente.
sono venuto qua perché ogni giorno suonava l'allarme e mi muoveva da fabbrica. Andò in una piccola fonderia dove chi faceva eliche per barche da piccolo capotaggio, dita biondi, cosa. E praticamente si salva qua sotto al palazzo. Qua sotto, proprio qua sotto. Se spario il desora e mi ero qua sotto. E come mai non è rimasto, cioè non aveva paura che venisse giù tutto? È che qualcosa che aveva a fare, ero qua. Ecco, e sono a casa dopo una settimana. A mia famiglia, mi abitavo a Santa Maria Erore, a mia famiglia credeva che fosse morto. Allora, andiamo insieme un attimo perché adesso dovrebbe cominciare una serie di commemorazioni, Anna e i telespettatori di Antena 3, delle commemorazioni che sono delle letture di giovani delle scuole alternate a dei momenti di musica. Però lei che l'ha vissuta da 15 anni, questi ragazzi di oggi, secondo lei sanno che cos'è il 7 aprile? Sanno che cosa avete passato voi? Ma non credo perché era dura di chi anni ha. E adesso l'hanno dimenticato tutto? Adesso non sai che li dimentica, ha altro da pensare i giovani adesso, no? Senta, e pensare a quello che sta succedendo adesso in Ucraina? Beh, mi sono a favore dell'Ucraina. No, ma voglio dire, guerra ancora, guerra ancora, non abbiamo imparato niente. Se ora chi finisce, no? Se ora chi muore tutti quelli che vogliono fare la guerra, no? Con i carri armati, no? O no? Anche perché voi avete provato cos'è la guerra. Guarda, la guerra è scampata via perché noi altri eravamo alleati con i tedeschi. Ero fermo per una volta con chi eravamo alleati. Praticamente sconti sui rifugi. E poi chi è venuto qui a darvi una mano per cercare di tirare fuori i feriti? No, era un sacco di gente, ma non c'è più nessuno di metà. Io non trovo più nessuno dei 94 anni che cammina qua a piazza come me e che ha il cervello che funziona. Però la memoria deve continuare. Ho capito che deve continuare, ma se così mi sono anche fortunato, perché mi lavoro come una bestia. Ma giusto per capire, poi lei ha raccontato questa storia alle altre generazioni, va nelle scuole? Non ho mai avuto occasione di contare a altre gente. Allora, io abitavo... Ecco, venga qua. Ecco. Suo nome e suo cognome? Io mi chiamo Maria Zanolle Morellato e la mia casa è stata bombardata. Mio papà aveva costruito un rifugio da vicino con le travature e l'erba sopra perché gli aerei non vedessero che c'era un rifugio. Quando è venuta la bomba la mia casa si è aperta così, ma proprio un fumo nero e davanti al giardino, all'uscita della casa c'era questo buco e mio papà urlava: Tosatti, tieni su coi spa e i travi del rifugio che sei putei. Eravamo 6 bambini piccoli e 70 persone dentro il rifugio perché quelli che scappavano dalla ferrovia si nascondevano, venivano a rifugiarsi là e non ci si muoveva. A un certo momento, quando è scoppiato, tieni su, ci ha portato fuori e abbiamo visto tutto nero. Era un buco nero che non si... E tutta questa gente silenziosissima è scesa sul buco davanti alla mia casa e ci siamo avviati verso San Lazzaro, perché era in quella zona là. A San Lazzaro c'era la nonna che ci ha ridato i vestitini perché io, quando sono estratta dal rifugio, ero come quella bambina che ha fotografato Capa. Non avevo più niente, solo le mutandine. Senta, cosa ci deve insegnare oggi quello che avete passato voi? No guerra, perdono, aiuto, solidarietà e soprattutto meno potere, perché se è vero che c'è una democrazia, nessuno deve comandare una guerra, nessuno deve controllarla, né vicino, né lontano, né attraverso il mondo, perché se no finiamo la nostra vita
alla franca parte. Ecco, senta, ma la democrazia si acquisisce anche con percorsi di dolore come questo? Dopo? No, la democrazia a casa mia diceva: se litigate fra di voi date un dolore a tutti e a voi resta qualcosa di cattivo dentro. Siate buoni, vogliatevi bene. E la mia famiglia è stata sempre unitissima e amatissima. Fra di noi ancora adesso ci aiutiamo. Qual è l'immagine però positiva, cioè la ricostruzione dopo? Perché dobbiamo dare anche un segnale positivo di questo. Dopo siete dati... Allora voi non avete intervistato Gentilini, sì, ma lui ha girato dappertutto e faceva e qua bisogna fare così e fare. Poi c'era Botter che ha raccolto tutti i pezzetti e ha aggiustato mezza città. Poi anche noi. Io per esempio l'acqua dovevo andarla a prendere alla fontana quando ero dalla nonna che abitava più verso San Lazzaro e ho incominciato a lavorare. Questa è stata la ricostruzione e poi ho detto non solo lavorare, imparare, studiare, capire. Il simbolo di questa ricostruzione forse è proprio il Palazzo dei 300, perché so che il giorno dopo i tecnici tedeschi hanno detto è meglio che lo abbattete perché non starà in piedi. E poi c'è Gentilini ha detto qua non si tocca e intervistate Gentilini perché lui ha corso tanto e io me lo ricordo, anche se ero piccola e i miei genitori mi raccontavano delle gesta di questo sindaco. Evviva Gentilini, bravo Conte e vogliamoci bene trevisani e quando accogliamo cerchiamo di non storcere il naso. Grazie, avete sentito, queste sono le testimonianze degli ultimi, diciamo così, sopravvissuti a questo 7 aprile e quindi abbiamo raccontato le vere testimonianze delle persone. Racconto un fatto, io ero a Porto Filippini, sì, tutta la famiglia. Il suo nome e il suo cognome? Fanti, Luciano. Anni? 91. Ecco, quindi insomma anche lei è uno dei sopravvissuti? Caspitina. A Porta Filippini, proprio Filippini, all'abitazione in Piazza San Vito. Non ricordo come durante tutto questo coso che c'era, si arriva dentro di corsa il cappellano del Duomo e ne ha dato la soluzione in articolo mortis. Ormai tutti eravamo già pronti a aspettare la morte. Come si fa ad aspettare la morte quando si è bambini? Non so, eravamo tutti abbracciati, tutta la famiglia, c'erano tutti questi gruppetti di famiglie. Ma lì ad esempio lei che si ricorda quel giorno, come è cominciato? Con l'allarme? Già era mezzogiorno e mezzo? Mezzogiorno e mezzo, ero appena tornato a casa perché c'era la funzione in domo, da bravo chirichetto, e suona l'allarme. Allora dico mamma scappiamo, ma no dai che devo finire, stava facendo il mangiare la zuppa di pesce, mi ricordo ancora. Dai, ci avviciniamo al programma. E non voleva venire, dopo insomma tutti in 2 o 3 siamo riusciti a convincere, siamo scappati tutti. Andiamo avanti che così ci avviciniamo. E siete scappati? Dove siete scappati? Da Piazza San Vito, siamo andati a Porto Filippini. Ma là c'era un bunker, cosa c'era? Un cosiddetto rifugio. E com'era fatto? C'era questa roba, sta massa di curva, si andava sotto. Ma era cemento, cos'era? Cemento, sì, era tutto cemento. Sono stati uns 50 centimetri di andare sotto e che poi il maggior numero di morti è stato nei rifugi, cascava una bomba, addio. Senta, ma quando ci avviciniamo un altro po', ma quando è capitato praticamente che ha cominciato a venire giù le bombe, lei cosa sentiva? Tremava tutto così? Pareva che fosse il terremoto, proprio tutto che tremava, dalle feritoie veniva dentro sabbia. E di quei secondi cosa si ricorda? Paura, aspettare.
E poi quando invece è finito tutto siete usciti, ci racconti cosa ha visto, la prima cosa che ho visto? La prima cosa, tornando a casa da Porto Filippini e Puerto San Vito, abbiamo trovato la strada interrotta, la via Municipio interrotta, proprio era caduto davanti proprio all'ingresso del municipio, era caduto un palazzetto che era di fronte, dove adesso c'è la statua di Trevisi, ecco, quello era crollato, quindi non si poteva passare, allora abbiamo fatto tutto il giro per via Buranelli, siamo andati in piazza San Vito. È vero che si sentivano urla di persone che chiedevano aiuto e poi gente che tirava fuori, gente... Da noi no. Ho saputo dopo perché io, la mia mamma non mi ha permesso di andare in giro, il mio fratello più grande invece era andato in piazza Duomo e è ritornato sconvolto perché cadaveri. Senta, che cosa ci deve insegnare questa esperienza, questa vostra esperienza? Che cosa volete tramandare alle giovani generazioni? Che la guerra è solo un danno e non porta nessun beneficio, purtroppo. Grazie, continuiamo a sentire delle testimonianze mentre stiamo attendendo che cominci il programma con i giovani che faranno delle letture. Sono sempre con Nicola Marcato, stiamo attendendo che cominci e qui abbiamo la signora Bertilla, un'altra delle testimoni del San Nicolò. San Nicolò. Senta, abbiamo sentito molti altri suoi coetanei partendo da Giancarlo Gentilini. Ecco, lei cosa si ricorda di quel momento? Che sono viva, perché era venerdì santo e se fosse stato un altro giorno sarei morta, perché ero a scuola all'Istituto Sant'Anna, dove che oggi è il supermercato, e ero a casa perché era venerdì santo, se no saremmo andati nel cortile e si cascava la bomba e sarei morta. Ma di quei minuti, ad esempio, si ricorda l'allarme, cosa succede? Sì, ero a casa, siamo andati sotto siamo andati sotto Sky, è una roba tremenda veramente. Si era buiato tutto, cosa succede? Guarda, non mi ricordo, proprio ricordi così. E dopo sono venuto in città e dove che adesso era a provincia, ho visto per terra che era gambe delle persone e ho visto sì. Quanti anni aveva? 10, perché fra poco è 90. Beh, 10 anni è un trauma non da poco. Sì. Direi che mi pare siamo pronti. Allora l'ultima battuta è: che cosa ci deve insegnare questa vostra esperienza? Questa volta sono contenta di essere viva. E questa forse è la cosa più bella che va ricordata. Allora adesso noi ci stiamo preparando per sentire intanto ciò che diranno gli studenti e poi i brani musicali, nell'attesa di arrivare alle 13:05 quando ci saranno i rintocchi per quei 7 minuti tragici di 79 anni fa. Era un venerdì santo esattamente come oggi. Incominciamo a sentire insieme allora l'inizio di questa seconda parte della cerimonia del 7 aprile 1944-2023. Benvenuti. In attesa dei rintocchi della campana della Torre Civica, ascoltiamo le letture a cura di alcune studentesse delle scuole Luigi Stefanini, tratte dal romanzo Il cielo rosso di Giuseppe Berto e da Angeli in terra di Mario Cutoli, intervallati da brani musicali a cura di un quartetto della banda musicale cittadina Domenico Visentin. Era ormai quasi primavera e i campi e l'aria germogliavano di nuova vita. Ma quell'esplosione di colori e primi tepori di inizio aprile contrastavano fortemente con quel panorama di morte proprio di ogni guerra. Ci si preparava alla Pasqua, ma quella del 44 a Treviso non sarebbe stata mai più dimenticata. Mancavano appena 2 giorni alla solennità e, anche se in tempo di guerra, si avvertiva nell'aria un senso di festa, anche nel rispetto di quelle tradizioni popolari. Ma quel venerdì santo, alla tragedia della guerra, si aggiunse l'inferno di un bombardamento che sconvolse la città e uccise la Pasqua.
Avvicinandosi alla città, gli aerei si dispongono per il bombardamento. L'obiettivo è una stazione, un cavalcavia, un ponte, dei fasci di binari. Così, dall'alto, sembrano giocattoli per bambini. Quelle cose si devono colpire, perché il nemico se ne serve per la sua guerra. Ma intorno e vicino ad esse ci sono delle altre cose, ugualmente piccole, come giocattoli per bambini. Sono le case della città, che sulle carte non sono segnate con i segni speciali che mettono in risalto l'obiettivo. Perciò si trascurano, è come se non ci fossero. E si trascura anche che dentro le case vive la gente, molta gente. Forse la più piccola città ha più di 100.000 abitanti, ora che tanti profughi vi si sono rifugiati dalle città vicine. Più di 100.000 persone cadute nel terrore, hanno visto le luci e sentito i motori e hanno capito. Ma gli altri nel cielo non pensano a ciò. Essi non sanno nulla della gente che si preparano a bombardare. Un male universale ha dato loro la possibilità di uccidere delle persone sconosciute, così simili a loro stessi. Un male tanto grande per cui essi portano terrore, morte e distruzione senza pensarci, con la coscienza di compiere un dovere. Le loro mani hanno un gesto semplice per muovere le leve. Gli sportelli sotto le carlinghe sono aperti e le bombe scivolano nell'aria. Con un così grande numero di bombe, con una così vasta zona bersagliata, l'obiettivo verrà certamente colpito. Ora essi sono sulla via del ritorno. Per molti chilometri scorgono all'indietro il chiarore della città che brucia. Mancava poco alle 13, quando le sirene urlarono al pericolo incombente e molti lasciarono le case per recarsi al rifugio.
Gruppi di aerei da caccia sorvolarono la città dopo pochi minuti e le schegge dei proiettili dei cannoni antiaerei già fischiavano nella loro caduta. Suggerita da un presentimento, mia madre volle superare il ricovero di via D'Annunzio per dirigersi in quello che sorgeva in via Cesare Battisti e lì vedemmo arrivare quei dannati bombardieri, in formazione perfetta e compatta, alti per evitare il più possibile il tiro delle artiglierie. Vedemmo i primi grappoli di bombe e si udirono le prime esplosioni provenienti dai sobborghi di Sant'Antonino e di San Lazzaro. Ci precipitammo entro il rifugio quando lo schianto avvolse tutta la città. Urla di terrore, invocazioni, richiami di persone care davano la convinzione che ormai non ci sarebbe stato scampo per alcuno. Quando quel 7 aprile la città esplose, intere famiglie si trovarono divise nel cercare un qualche riparo e molte poi faticarono a riunirsi sotto il tetto della propria casa, poiché nel frattempo erano stati spazzati via la casa o qualche componente della famiglia. Esplosero i corpi insieme al porfido delle strade, alle aste dei cancelli e alle travi dei solai. La stazione ferroviaria fu praticamente distrutta, molte chiese irrimediabilmente rovinate, capolavori d'arte dispersi per sempre. Le strade divennero ricettacolo delle case ridotte in maceria, di cadaveri e gente disperata e atterrita. Ci vollero giorni per ricomporre i corpi straziati, quello che restava di donne, vecchi, giovani e di 123 bambini. I vivi, in silenzio e quasi spenti, lo ricomposero in attesa del riconoscimento, mentre i familiari sciamavano nella speranza di ritrovare altrove, ancora in vita, i propri cari.
La Madonnetta di Massimo Stringa. Si specchia nell'acqua dello Storga una chiesetta antica di Maria, che porta i segni della devozione di due sposi che vi sono sepolti. Spesso l'ammanta una fitta nebbia, il silenzio profondo la circonda. Veglia pietosa nella luce fioca la dolce madre che qui è bambina. Si snoda per la strada delle acquette la processione della parrocchiale, con tanti bambini in fila, ed ogni bimbo un fiore bianco porta nella mano, per i compagni morti nella guerra. Scende dal cielo un accorato pianto. Sì, grazie. Sì.
I rintocchi sono terminati. Diamo la parola al sindaco della città di Treviso, Mario Conte. Buongiorno a tutti. Ogni anno i protocolli saltano perché oggi sono stato accolto in piazza da Bertilla, che è qui con me, che mi ha detto: io c'ero, sono viva per miracolo perché era venerdì santo. E quindi tutti i discorsi che uno prepara nella sua testa saltano di fronte a una testimonianza reale di quanto è successo 79 anni fa nella nostra città, dove troppe volte riduciamo quella tragedia immane a dei numeri: 1600 morti, e di cui 123 bambini. Sono due numeri che possono dire tanto, ma dicono ancora di più se pensiamo che dietro quei numeri, dietro ogni singolo di quel numero, c'è una storia, c'è una famiglia, c'è una persona, c'è un cuore che non batte più. E devo dire che avere la fortuna in città di avere ancora dei testimoni di quanto è successo quel 7 aprile del 44 ci carica di responsabilità in un periodo storico che è caratterizzato 79 anni dopo dagli stessi errori, perché in Europa oggi, in questo momento, stanno ancora piovendo bombe. Evidentemente l'essere umano non ha ancora capito cosa significhi vivere in pace. Dico questo perché le bombe non sono soltanto gli ordini bellici, e torno ai nostri tempi, le bombe sono anche una comunicazione sbagliata, le offese, le minacce. Ognuno di noi ha la facoltà di sganciare ogni giorno delle bombe che fanno male a delle altre persone. E dico questo perché 79 anni dopo io approfitto di questa occasione per dire che dobbiamo recuperare la pace sociale. Siamo reduci da un periodo complicatissimo che, tra le altre cose, oltre ad averci fatto perdere un numero elevato di concittadini, ha spaccato moralmente e socialmente la nostra comunità. E quindi l'appello di oggi è: recuperiamo la pace sociale, continuiamo e recuperiamo anche lo spirito di vivere in pace, ma al di là delle parole facciamolo. Facciamo tesoro di quanto è successo 79 anni fa, recuperiamo quei valori di pace, di comunità che hanno reso grande la nostra terra. E adesso lascio la parola a Bertilla, perché le sue parole devono risuonare nelle nostre teste ogni qualvolta pensiamo a cosa è successo quel 7 aprile di 79 anni fa. Grazie Bertilla per aver accettato, grazie anche per le tue lacrime, perché quando parlo con i miei colleghi, che talvolta fanno fatica a capire, colleghi sindaci da altre parti d'Italia, cosa significa per Treviso 7 aprile, è difficile da capire se non lo si ha vissuto. Però la verità è che ognuno di noi porta in casa propria, nei nostri genitori, nei nostri nonni, nei nostri parenti, una testimonianza reale di quello che è stato il secondo bombardamento più sanguinoso della storia della nostra Repubblica. E quindi lascio la parola per una testimonianza realissima che non leggerete in nessun libro di storia, di Bertilla, che basta che dici una frase, quello che ti senti. Sono contenta di essere viva. È qui. Di essere viva. E la paura e anche l'emozione. Ogni anno, il 7 aprile, sono momenti che si vive e basta, intraducibile, non so cosa dire. Ecco, comunque ringrazio il Signore di essere viva. Grazie Bertilla. Se non fosse stato il venerdì santo sarei morta. Ecco, con queste parole io chiudo il mio intervento. Bertilla aveva 10 anni quando è successo e quindi porta dentro di sé una ferita che non si ricucirà mai,
però questa ferita, che tra l'altro è ancora visibile nei nostri palazzi, serva davvero per il futuro, per vivere nella cultura della pace. Grazie di cuore a tutti. Grazie. Diamo ora la parola all'onorevole Ministro Carlo Nordio. Grazie. Buongiorno a tutti. Questo intervento non era previsto. Ringrazio particolarmente il signor Sindaco e amico Mario Conte e tutte le autorità civili e militari che sono presenti. Devo accostarmi di più, si sente adesso? Dicevo appunto che ringrazio le autorità civili e militari presenti. Particolare saluto sono tutto per Bertilla, che era amica della mia maestra elementare, della seconda elementare, e con lei ai reduci ce ne sono altri del 7 aprile del 44. E un saluto anche ai più giovani, a cominciare dalla mia collega Rachele, che è in Parlamento assieme a me. Non siamo magari sugli stessi banchi, ma oggi non ci sono maggioranze e opposizioni, siamo tutti, come dice la Costituzione, rappresentanti della nazione e in questo caso siamo tutti trevigiani. Questa terra è stata martoriata, forse l'unica in Italia, da entrambe le guerre mondiali. Ricordiamo che nella prima guerra mondiale qui si svolsero le battaglie più cruente. Il nome del Piave, Grappa, Montello, sono nomi estremamente significativi, e i cimiteri, gli ossari da Nervesa della battaglia a Fagarè della battaglia, assieme a quelli degli altri alleati, francesi, polacchi, inglesi, che sono morti sul campo dell'onore per difendere i confini dell'Italia, ci rammentano che Treviso fu protagonista, assieme alla vittoria di Vittorio Veneto, della prima guerra mondiale. E molti anni dopo un'altra devastazione, quella dell'occupazione nazista, e tra le deportazioni, le violenze e le rappresaglie, alla fine anche questo bombardamento che ha devastato metà della città. L'onore che mi è stato fatto di invitarmi è pari all'emozione che provo, perché i miei genitori abitavano in quella casa lì che si vede, c'è ancora l'ultimo piano, e videro arrivare gli aerei e si nascosero poi in cantina perché li videro da lontano. Io stesso sono nato qualche anno dopo a 100 metri da qui in piazza Santa Maria dei Battuti, quindi potete capire l'emozione di un trevigiano quando parlo del 7 aprile. La città fu devastata e le conseguenze si vedono in un certo senso ancora, perché ha un'architettura disomogenea, c'è una parte nuova e una parte più vecchia. E però attraverso gli anni queste parti si sono integrate e per merito delle stesse amministrazioni che si sono succedute, di quella presente in particolare, e dei trevigiani prima di tutto, hanno ricreato una città che non è mai stata probabilmente così bella, così ricca, così lieta e piena di gioia di vivere. Questo lo dobbiamo ai trevigiani, ma lo dobbiamo anche al fatto che viviamo in libertà e in pace. Sono due valori fragili che vanno coltivati e che speriamo che la stupidità e la cattiveria umana non debbano vulnerare né ora né mai. Grazie. Grazie. A conclusione un brano musicale, Gabriel Soboe di Ennio Morricone.
Si è conclusa così la commemorazione di questo 79esimo anniversario del bombardamento del 7 aprile 1944 con un brano veramente struggente dal film Sacco e Vanzetti. Allora adesso noi cerchiamo di avvicinare il Ministro per una breve battuta. Ministro Nordio, posso disturbare? Aspettiamo. Sì, sono momenti, però grazie. Ciao bambola! Da Ministro, da uomo di giustizia, da trevigiano soprattutto, che cosa ci deve insegnare questa vicenda e cosa deve insegnare soprattutto alle giovani generazioni? Ovviamente deve insegnare molte cose. Le guerre sono purtroppo esistenti da sempre nella natura umana. Forse perché siamo marchiati dal peccato originale o forse perché siamo discendenti delle fiere e della lotta per la sopravvivenza. Ma la natura umana è una natura libera, non è vincolata a un determinismo che ci costringa a fare le guerre. E quindi anche se le guerre sono sempre state, e se Platone disse che soltanto i morti videro la fine della guerra, noi dobbiamo batterci affinché la nostra libertà prevalga sul determinismo di una concezione di una guerra come male inevitabile. E quindi in questo senso noi dobbiamo operare sempre tenendo presente che la pace però non deve mai essere confusa con la resa e tantomeno con la rinuncia a quelli che sono i diritti fondamentali della libertà, dell'indipendenza e dell'onore. Lei comunque ha detto noi dobbiamo difendere la nostra democrazia dalla stupidità talvolta umana e dalla cattiveria. Purtroppo la stupidità e la cattiveria umana sono anch'esse probabilmente le più gravi negatività di questa natura. Ripeto, non sappiamo se sia, come dice la Bibbia, determinata dal marchio di Caino o, come dice Darwin, da una evoluzione che parte da una lotta per la sopravvivenza. Però, ripeto, accanto alla stupidità e alla cattiveria abbiamo anche la bontà e l'intelligenza, con molti esempi che vanno da Francesco fino ad Einstein, entrambi sostenitori della pace, e quindi si può sperare che l'umanità si orienti verso questo secondo indirizzo piuttosto che verso il primo. Grazie ancora. Grazie. Ecco, abbiamo sentito il commento del Ministro Carlo Nordio. Adesso sto cercando di vedere se trovo un ultimo commento con il Sindaco Gentilini e poi con il Sindaco Mario Conto, perché Gentilini ce l'ho ancora nelle orecchie. Un ultimo commento e poi darò la linea allo studio. Chiedo scusa un attimo, un ultimo momento con il Sindaco Mario Conto. Allora Sindaco, oggi lei ha detto siamo tutti trevigiani, al di là della politica, al di là del colore, al di là degli schieramenti. Sì, io credo che se affrontiamo da comunità ciò che la vita ci pone davanti, soprattutto gli ostacoli e i periodi complicati, li superiamo meglio. E dobbiamo far tesoro di quelli che sono gli errori e i drammi del passato, a partire da quello che è successo 79 anni fa, che ha visto perdere 1600 persone, di cui 123 bambini, una ferita aperta che non si chiuderà mai nei cuori dei trevigiani, ma che deve essere uno sprone a essere uniti, a combattere insieme contro le difficoltà della vita. Senta, oggi abbiamo visto che quando sono stati i rintocchi tutti si sono fermati. C'è stato il silenzio come ogni 7 aprile. Ma lei quando racconta questo 7 aprile ai suoi colleghi sindaci, loro cosa pensano, cosa dicono? Sapete, raccontare di un bombardamento che in 10 minuti ti ha portato via 1600 persone della comunità non è facile, poi racchiudere il dolore nei numeri a volte è anche sbagliato, perché 1600 è un numero, 123 è un altro numero, ma se pensiamo che dietro a quei numeri ci sono vite mancate, storie mancate, sacrifici, dolori, una città che è stata devastata dalle bombe, ecco, allora forse attraverso le testimonianze come quella di oggi di Bertilla anche loro riuscirebbero a capire qual è il dolore che la città di Treviso porta dentro. Grazie Sindaco. Adesso io direi che noi abbiamo cercato con l'ottimo Nicola Marcato di raccontarvi questo 7 aprile, questo 79esimo
anniversario del bombardamento, era venerdì santo esattamente 79 anni fa come adesso le persone stavano uscendo dai rifugi e cominciava in mezzo alla devastazione e alla morte anche la nostra ricostruzione. E se non hai domande io restituisco la linea allo studio. Grazie al nostro Lucio Zanato con Nicola Marcato alla telecamera per questa toccante diretta, il racconto dei testimoni, il racconto, le parole delle autorità e i rintocchi della Torre Civica che ritornano ogni anno per ricordarci che cosa è stato questo 7 aprile 1944. Grazie davvero per il vostro lavoro. Noi ora andiamo in pubblicità, continueremo con la nostra prima edizione con altri approfondimenti. Vi aspetto tra pochissimo. – 13:35, ben ritrovati ancora, avete visto la lunga diretta, abbiamo seguito tutta la commemorazione del 79esimo anniversario del bombardamento della città di Treviso. Torniamo ora in studio, ma prima di parlare del prossimo argomento con l'ospite che ci ha raggiunto, diamo subito la linea alla nostra Luisa Bertini per la notizia con cui abbiamo aperto il nostro notiziario. È morto anche il secondo sci alpinista che è stato travolto dalla valanga in Norvegia, il secondo vicentino che è deceduto a causa della valanga. Luisa, siamo da te. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo ad Isola Vicentina in compagnia del sindaco Gonzo, purtroppo per una brutta notizia, perché Pietro De Bernardini, il 25enne che era stato travolto insieme al gruppo di vicentini dalla valanga in Norvegia, non ce l'ha fatta. Oggi la notizia, lei è in contatto con i genitori che sono in Norvegia. Sì, il primo messaggio che ho ricevuto stamattina sul telefono è stato quello del papà di Alberto, di Pietro, Alberto il padre, che mi ha annunciato insomma, la dipartita del figlio. È stato un messaggio che mi ha congelato il sangue, ma che mi ha fatto correre anche a Filippo Bari, che mancò sulla Marmolada, e che in qualche modo ci aveva questo pensiero di Pietro che tornasse, ci aveva tenuto viva la speranza, ma il collasso che ha avuto nella notte se l'è portato via. Ecco, voi come amministrazione pensate a lutto cittadino, a qualche iniziativa in attesa del rientro della salma? È una riflessione che abbiamo già fatto come giunta, naturalmente vaglieremo la questione con la famiglia, però sì, è una questione che abbiamo già affrontato, che ci porterebbe a pensare di decretarlo. Ecco, voi siete in contatto con la Farnesina, si sa qualcosa del rientro della salma? Eravamo già in contatto prima, per quanto riguarda, si parlava di un rientro sanitario, e ora parliamo invece di un rientro di una salma, e comunque sì, siamo in contatto sia con l'ambasciata italiana ad Oslo, sia tramite la regione con la Farnesina qui in Italia. I contatti non mancano, sono già state avviate le pratiche anche per il rientro della salma, della famiglia stessa, e siamo in contatto insomma, con dei loro referenti, quindi ora tutto si svolgerà secondo le pratiche nei tempi congrui. Ecco, io ringrazio il sindaco Gonzo e restituisco a voi la linea. Grazie alla nostra Luisa Bertini in diretta da Isola Vicentina. Vi presento il primo ospite di questa nostra prima edizione. Siamo in compagnia di Ivano Pillon, presidente del coordinamento provinciale delle associazioni della disabilità. Buongiorno. Buongiorno Anna. Grazie per averci raggiunto. Con lei vogliamo ricordare l'incontro che c'è stato una settimana fa al Sant'Artemio dedicato alla fragilità psicosociale, perché si è affrontato anche il tema della disabilità. In qualche modo è emerso il grande allarme vostro come coordinamento, perché sono stati tagliati i servizi, una buona quota parte di denaro è stata spostata dal sociale alla sanità, e così i servizi per la disabilità, nello specifico del quale lei ci può rendere conto, sono stati tagliati e non sono stati fatti aggiornamenti. Che cosa sta succedendo? Che cosa è emerso in questo convegno? Allora, questo convegno è stato molto interessante perché, partendo dalla fragilità psicosociale, ha toccato temi che vanno dalla psichiatria alla disabilità, che molte volte si avvicinano ma non sono lo stesso tema, e sono stati affrontati le problematiche non solo della tutela legale, perché questo era il focus di allora, è stato toccato anche il tema della mancanza di servizi
perché stiamo vivendo una realtà che è a dir poco drammatica, forse qualcuno non se ne rende conto, ma le famiglie singolarmente se ne rendono conto. È un problema gravissimo perché sono ormai 20 anni che non si investe più nella disabilità. Ma tocco anche il discorso psichiatria, perché in questo è emerso anche dal convegno che in questi ultimi anni molte persone con problematiche psichiatriche che nulla hanno a che vedere con la disabilità, per mancanza di struttura vengono inserite in strutture per loro inadeguate. Perché dobbiamo guardare per prima cosa la persona, non dobbiamo guardare la struttura. Se la persona ha delle cure, ha delle assistenze adeguate, ha una qualità di vita migliore. Ma nel momento in cui non ci sono disponibilità né di posti e nemmeno di strutture, vengono inserite in contesti per loro non adeguati. Per dire, persone psichiatriche che vengono inserite in comunità alloggio per persone disabili dove gli stessi assistenti non sono né preparati e neanche formati per la psichiatria. Per cui facciamo un danno multiplo, facciamo un danno per i residenti, facciamo un danno a quella persona poverina che è stata catapultata in una realtà a lui non consona, e per cui questo è un problema gravissimo che deve essere affrontato, ma a livello politico. Il problema non è comunale. Abbiamo le conferenze dei sindaci che sono molto in gamba, hanno lavorato specialmente diciamo, nel nostro territorio trevigiano molto bene negli anni e non si stanno tirando indietro ancora adesso. Però il problema è che le incombenze che piano piano da livello nazionale a livello regionale gli sono state caricate sulle spalle non gli permettono più di essere loro i primi attori. Qui c'è la carenza della regione, qui c'è un problema strutturale della regione di mancanza di competenze e di visione politica. C'è un problema gravissimo. Sta facendo un attacco molto duro nei confronti della regione, ma lei dice io parlo perché vedo quello che sta succedendo. Non ci sono operatori qualificati, non ci sono strutture, lei ci diceva che nei centri diurni quindi arrivano persone che però dovrebbero avere un'altra sistemazione. Questa sistemazione non c'è nemmeno fisicamente? No, perché partiamo da un presupposto. Allora, quello che io sto dicendo, me ne sento la libertà di dirlo perché rappresento famiglie, perché rappresento associazioni di familiari. Noi non abbiamo nessuna convenzione né con la regione né con l'ULSS e per cui siamo effettivamente liberi di poterlo anche dire. Certo. Questo però forse non è possibile per tutti dirlo questo. Se io vado indietro di 20 anni, purtroppo non sono più un bambino, mi ricordo quando la regione stessa aveva fatto un DGR per chiudere i grandi istituti. E io mi ricordo che in quell'anno abbiamo cominciato a lavorare nell'IPAB GRIS per riportare nei propri territori circa un 550 persone. Purtroppo non è stato possibile per tutti, è stato possibile per un 3/4 abbondante, che hanno trovato sistemazioni sicuramente migliori e più dignitose e più consone alle loro necessità. Per tutti non è stato possibile. Oggi la Regione sta rincrementando i grandi istituti, andando contro la Convenzione ONU, andando contro il progetto di vita, andando contro la 328-2000. Sono tutte normative. Se io parlo 328-2000 vuol dire che è stata fatta nel 2000. È una legge che prevede che ci sia il progetto di vita, budget di salute, ci siano strumenti per la qualità di vita delle persone disabili che sono completamente disattesi. Perché noi quando parliamo di problematiche, Ivano, a volte immaginiamo anche la grande preoccupazione che può avere una famiglia di un ragazzo disabile. Chi ci sarà dopo di noi? Il famoso tema del dopo di noi. Però qui lei ci sta raccontando anche un'altra storia, ovvero che già dalla nascita mancano i servizi, non c'è soltanto il dopo di noi. Qui stiamo parlando di un problema molto più ampio. Ed è un problema regionale perché 30 anni fa partiamo da quando purtroppo capita un figlio con una disabilità, nessuno di noi è, come si dice a Napoli, imparato, però diventiamo genitori che dobbiamo cominciare a correre per il nostro bambino, no? Noi avevamo dei consultori familiari gestiti dalle USL dove c'era un neuropsichiatra, dove c'era un assistente sociale, dove c'era uno psicologo che aiutavano la famiglia e davano indicazioni corrette per permettere una qualità di vita e una presa in carico corretta. E purtroppo queste equip a livello amministrativo sono state distrutte, dire la parola è dir poco. Sulla carta esistono, ma fanno tutt'altro. È più semplice dare una prescrizione di 10 terapie, non si sa di cosa, poi arrangiati, piuttosto che prendere in carico la famiglia e il bambino.
Poi noi abbiamo, se guardiamo l'evoluzione, i tempi certamente sono brevi per fare una trasmissione più concreta. Il ragazzo comincia a essere adulto, comincia ad andare a scuola. Per fortuna noi non abbiamo più le scuole speciali. Con tutte le difficoltà che abbiamo nella scuola, che conosciamo, è inutile qui adesso andarle a rimagare, ma è una grande opportunità che i nostri ragazzi siano inseriti all'interno di scuole normali e dove i ragazzi normali, senza disabilità, possono imparare dai nostri ragazzi. È un valore aggiunto importante. Quindi questa cosa culturalmente, insomma, sostanzialmente si è capita. Assolutamente, e deve conseguire. Però deve essere rifinanziata, deve essere appoggiata, aiutata. Anche il sostegno, no? Nelle scuole. Assolutamente, e non può essere che ci sono le stanzette per le persone con disabilità, devono essere integrate nel contesto sociale della scuola. Finita la scuola poi c'è il vuoto, perché poi lì diventa un problema enorme. Dove lo mando il ragazzo? Cosa fa il ragazzo? Allora, fino a pochi anni fa, 10 anni fa, esistevano dei posti nei centri diurni che erano nati, c'erano centri diurni, noi nel nostro territorio li chiamavamo in modo leggermente diverso, c'era un tipo per persone con una maggiore gravità e altri con una minore gravità. I centri diurni nascevano fondamentalmente da un'esperienza delle famiglie che volevano che i loro ragazzi avessero un contesto di vita più normale possibile, anche magari produttivo. Questa è la storia, la genesi dei centri diurni. Poi sono stati presi in carico dal sistema e all'interno dei centri diurni trovavano posto le persone che uscivano dalla scuola. Però questo purtroppo per la mancata l'incapacità della programmazione sto dicendo che dovrebbero conoscere quante persone escono dalla scuola. Non ci sono i posti. I ragazzi rimangono a casa, per cui quello che hanno potuto apprendere e quella socializzazione che possono aver avuto con i loro compagni, col contesto scolastico sociale, lo perdono perché rimangono a casa. Senta, allora Ivano, in questa sede diciamo chiaramente che cosa manca, in qualche modo provando a lanciare idealmente un appello alla Regione perché si faccia carico di questa situazione. Eventualmente proviamo anche a lanciare un incontro. Che cosa manca? Che cosa si può fare in concreto domani? Allora, la prima cosa, che è una provocazione ma è concreta, mancano i soldi. Non è possibile fare nozze con i fichi secchi. In questi ultimi anni, 20 anni, sto parlando 15 anni, sono state fatte le nozze con i fichi secchi, sono stati fatti tutti palliativi, sono state fatte tutte norme e messi anche soldi, non è che non ci sono stati, perché sono stati fatti gli CDP, gli CDF, impegnativa di cura domiciliare, che sono stati mutuati dall'assistenza degli anziani. Ma non è così. Una persona anziana gli può dare l'assistenza domiciliare perché magari dopo 3, 4, 5 anni forse non c'è più. Ma un ragazzo ha una vita davanti, non ha nessun senso dargli un palliativo economico perché se ne stia a casa per 40 anni. Perché vuol dire caricare sulla famiglia e sulla società dei carichi che sono ingestibili. Non è così che deve funzionare il sociale. Prima avevamo in televisione il nostro sindaco Mario Conte che diceva siamo trevigiani, siamo veneti, ma dobbiamo fare le cose per i veneti. Noi avevamo la Lombardia 10 anni fa, che era 10-15 anni fa, era molto più indietro nel sociale per quanto riguarda il Veneto in un raffronto diretto. Ci ha superato in maniera enorme. Ce lamentavamo che l'Emilia Romagna era forse più avanti. Ci hanno distaccato. In una corsa podistica ci hanno lasciato la partenza. Non è più possibile gestire queste cose. Dico un'ultima cosa, non so se ho ancora tempo, però... 2 minuti ne rubo solo uno. Non è possibile che noi siamo l'unica regione che non ha l'addizionale IRPEF che va esclusivamente per il sociale e il sanitario, esclusivamente per questo. Non è possibile che noi non abbiamo l'addizionale IRPEF e abbiamo le persone a casa. Gli diamo dei contentini, gli diamo dei palliativi, ma è una vergogna per noi veneti. Noi vogliamo essere i primi della classe. Quante famiglie rappresenta lei oggi con la sua presenza qui? Allora, io rappresento 30 associazioni di volontariato. La mia associazione è un'associazione riconosciuta che è di secondo livello, che rappresenta associazioni di familiari. Sono tantissime. Guardi, sono migliaia. Il problema è che dobbiamo dare una qualità di vita. Non è più possibile, ad esempio, le do un'ultima chicca. Noi abbiamo passato il periodo Covid. Tutti l'abbiamo vissuto male, io il Covid me lo sono fatto 2 volte anch'io purtroppo, e anche molto pesantemente, però non è possibile che perché delle persone sono inserite in un RSA siano trattate tutte nello stesso modo. Dico questo perché? Perché ci sono le RSA per anziani,
che mi può anche andare bene che vengano protetti, iperprotetti e siano chiuse queste RSA, ma non è possibile che la stessa norma riguarda la RSA per le persone disabili, perché questi sono rinchiusi da 3 anni in RSA. Anche i carcerati hanno il diritto dell'ora d'aria. Le persone in RSA che sono disabili, indipendentemente che abbiano 20, 30 o 40 anni di età o di vita davanti, sono rinchiuse. È una vergogna, non è possibile fare di tutto un erbo un fascio. Ci sono RSA per disabili e ci sono RSA per anziani. Grazie Ivano Pillon, grazie per tutte le cose che ci ha raccontato, che abbiamo potuto raccontare ai nostri telespettatori per provare a capire se riusciamo insomma, a spingere anche noi attraverso il nostro lavoro affinché questa situazione tragica, per come lei ce la sta definendo, venga sanata. Grazie Ivano Pillon per essere stato con noi. Siamo aperti a qualsiasi incontro vorrete organizzare. Grazie. Allora noi torniamo in pubblicità, prima della pubblicità però le previsioni del tempo, poi dibattito politico qui, a Prima Edizione. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Un sistema perturbato si avvicina all'Italia. Avvertiremo qualche effetto anche sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 7 aprile ci mostra un contesto alquanto nuvoloso. Al mattino significativi spazi di sereno, probabile qualche modesta precipitazione da metà giornata, più che altro sulle zone interne e montuose. Temperature un po' in aumento, minime tra 2 e 4 gradi, massime tra gli 11 e i 15 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo schiarite inizialmente, a seguire cielo da variabile a nuvoloso, con possibilità sulle Alpi di qualche debole pioggia a carattere locale. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime sui 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo una nuvolosità irregolare più fitta al pomeriggio e soprattutto alla sera, quando non si escludono dei rovesci, anche in questo caso a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime sui 14-16 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Prima edizione di Antena 3 Nord-Est, ben ritrovati nuovamente, siamo all'ultima parte, quella dedicata al dibattito politico. Vi presento gli ospiti. In studio abbiamo Giorgio De Nardi, candidato sindaco per la città di Treviso per il centrosinistra. Buongiorno Giorgio. Poi abbiamo Gianni Girotto, Movimento 5 Stelle, anche lei è in lista per le amministrative. E poi in collegamento abbiamo Lucrezia Favaro, Fratelli d'Italia. Buongiorno, assessore a Montebelluna. Lucrezia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ovviamente lei è qui in qualità di Fratelli d'Italia e il suo assessorato lo mettiamo in qualche modo per un attimo da parte. Io vorrei partire, buongiorno a voi, abbiamo un pochino meno tempo a disposizione del previsto, quindi cercheremo di far emergere diversi temi, di farlo in maniera un po' veloce. Allora partirei da lei, Giorgio, perché insomma lei è stato vittima in qualche modo un po' del fuoco incrociato dal centrodestra al terzo polo. Anche il Partito Comunista ieri con Nicola Zanetti in studio, lei è stato attaccato perché lei oggi, nel giorno dell'anniversario del bombardamento della città di Treviso, ha organizzato un punto stampa. È stato attaccato, oggi ha visto, noi abbiamo seguito in diretta tutte le celebrazioni, lei questo punto stampa poi a seguire era presente alle celebrazioni, insomma è giusto sottolinearlo, però poi lei è andato avanti insomma con la sua campagna elettorale. Certo, ma forse sono stato vittima anch'io del bombardamento a questo punto. Fuoco incrociato. Allora, tornando seri, con tutta la concentrazione e l'emozione della partecipazione alla commemorazione delle vittime a cui ho partecipato,
ovviamente, che ritengo molto molto importante ed è fondamentale ricordare quel brutto momento della storia trevigiana. Detto questo, la città e la vita va avanti, credo che non sia un giorno di lutto nazionale questo, ma sia un giorno in cui si ricorda sì questo accadimento, ma la città comunque va avanti per la sua strada. Lei era presente alla cerimonia, non ha avuto un risentimento nel dire forse non avrei dovuto fare questo appuntamento elettorale, no? Ma più che un appuntamento elettorale era un incontro in cui si parlava del futuro della città con degli esperti di settore, dove abbiamo parlato di bicicletta, di piste ciclopedonali, di cicloturismo, di contenuti importanti per la città, e che è terminato prima della commemorazione, quindi io trovo veramente, evidentemente non hanno altri argomenti. Si sente attaccato? Si sente molto attaccato? Ma io mi sto anche divertendo perché sto facendo la mia diciamo, proposizione, mi sto concentrando sui bisogni della città, e sento che gli avversari, una parte degli avversari almeno, trovano dei pretesti che non c'entrano niente con l'offerta del programma che andremo a fare alle elezioni per screditarmi in modo che io non condivido. Ecco, c'è un attacco che le è pesato più di altri da parte dell'opposizione? No, lei va avanti per la sua strada. E a proposito, questo incontro allora parlava di mobilità sostenibile? Esatto, abbiamo parlato con degli esperti del settore di buone pratiche che sono state sviluppate in altre città sia italiane che straniere, dove effettivamente la mobilità dolce e la possibilità di utilizzare la bicicletta in modo particolare come elemento in parte sostitutivo dell'uso delle automobili si è realizzato con grande successo. Quindi abbiamo ragionato su quali possono essere i provvedimenti che aiutano questo tipo di passaggio e sulle caratteristiche della città di Treviso, che molto ben si presta ad essere davvero una capitale della bicicletta, quindi sia per gli spostamenti degli abitanti sia per attirare grandi flussi di cicloturisti, perché abbiamo delle bellezze naturali, artistiche e paesaggistiche straordinarie da vivere proprio in bicicletta. Quindi si può fare di più di quello che è stato fatto fino adesso? Il nostro programma prevede proprio di investire molto e concentrarsi molto su questi aspetti evolutivi rispetto all'attuale diciamo, mantenimento di una dominazione dell'automobile e del cemento che ormai non ci lascia più spazio per vivere. Noi vogliamo concentrare la città sulla persona, quindi una visione umanistica della città, e le auto devono essere parcheggiate dentro dei parcheggi adeguati, fuori dalla vista, multipiano, prevalentemente fuori dalle mura e dal centro. Girotto, Movimento 5 Stelle, auto parcheggiate fuori, anche lei è critico nei confronti delle politiche di mobilità del centrodestra, insomma, che sono state portate avanti fino ad oggi a Treviso? Sì, allora, due parole sull'anniversario, che è importantissimo farlo per rispetto dei morti di allora, di tutto il dolore causato, ma è importantissimo ricordare per non rifare gli stessi errori. Per cui per le amministrazioni pubbliche, per lo Stato, il messaggio è sempre lo stesso. Ci sono 30 guerre oggi sparse per il pianeta, ce ne sono 30. La stragrande maggioranza si fanno per le fonti energetiche, per petrolio, gas, carbone, per tutte le altre fonti di materie prime. Per cui è importantissimo proprio per la pace che ogni Stato sviluppi al massimo le fonti rinnovabili, perché il sole e il vento sono distribuiti dappertutto. Naturalmente più ci si avvicina all'equatore ce n'è di più di sole, chiaramente, però non sono monopoli di nessuno, non possono essere monopoli di nessuno. I raggi solari e il vento ci sono in tutto il pianeta e ripeto, ci sono 30 guerre ad oggi, non c'è solo l'Ucraina con la Russia. Sulla mobilità, scusate, allora a questo proposito ha fatto bene De Nardi a organizzare un appuntamento elettorale oggi, secondo lei? O è critico come i suoi colleghi? L'ho appena detto, celebrare avvenimenti tragici legati alla guerra è doveroso sia per il rispetto del passato, ma ripeto, poi sarebbe sterile se uno si ferma solo alla celebrazione di allora. Bisogna agire nel presente, quindi per il pubblico l'ho appena detto, gli stati, i governi, i parlamenti devono agire a livello nazionale, sovranazionale per la pace, sviluppando le fonti rinnovabili, perché il petrolio e il gas sono la maggior causa di guerra.
Per il privato dico già che può fare moltissimo semplicemente scegliendo un fornitore di elettricità rinnovabile. Gli costa uguale, vi costa uguale. Elettricità rinnovabile vi costa esattamente allo stesso prezzo dell'elettricità fossile. Per la mobilità, anche qui ribadiamo concetti che diciamo da 10 anni. Nel mio sito trovate 25 video sulla mobilità in cui spiego sia la parte tecnica sia la parte legislativa, e certamente noi siamo per una ridefinizione di tutta la mobilità, la logistica e anche l'organizzazione della città, perché la città deve essere organizzata in base al modello dei 10 minuti, come sta facendo Parigi, Londra, eccetera, cioè il cittadino deve avere nell'arco di 10 minuti, ma non 10 minuti di auto, 10 minuti di bicicletta o camminata, deve avere tutti i servizi a disposizione. Quindi ci vuole fatto il passaggio naturalmente dal vettore fossile al vettore elettrico, ma ci vuole tanto più trasporto pubblico, tanta più rotaia, anche maggior sfruttamento delle vie d'acqua che sono state abbandonate, mobilità leggera, ridefinizione della logistica. Perché oggi secondo lei gli autobus, se lei li vede passare in giro per la città, sono praticamente vuoti? Perché è un circolo vizioso. Se il cittadino non ha la garanzia che riesce a arrivare dal punto A al punto B in tempi prestabiliti che gli servono per lavoro, per la scuola, eccetera, eccetera, allora naturalmente prende l'auto, perché dice con l'auto sì, farò fatica a trovare il parcheggio, spendo di più di carburante, eccetera, eccetera, però sono sicuro, mi muovo con le mie tempistiche. È un circolo vizioso. Se io sapessi di avere un autobus ogni 15 minuti, e questi passano effettivamente regolarmente, e poi c'è anche una questione di cultura, perché non nascondiamocelo, c'è anche una questione di cultura. Una persona adesso che prende l'autobus e la bicicletta si sente e viene additato come un poveraccio che non può permettersi di andare in auto. Questa è una questione culturale. Ti chiedo un passaggio su, diciamo, la prima domanda che ho fatto a Denardi. Denardi ha visto, è stato attaccato da centrodestra e terzo polo perché oggi, nel giorno della commemorazione dell'anniversario, ha organizzato un appuntamento elettorale, cioè ha fatto, questa è un po' la critica che le è stata mossa, campagna elettorale. Con chi è d'accordo lei? No, bisogna chiedere al centrodestra perché lo ha attaccato, che giustifichino loro. Quindi, insomma, non io c'è dico celebrare un bombardamento, celebrare delle morti, e poi chiaro, se uno fa, diciamo così, quello che si chiama, come si dice, non speculazione politica, se uno lo sfrutta in malafede è un altro paio di maniche, ma fare un appuntamento politico dicendo basta guerre, basta bombardamenti, ripeto, deve essere un qualcosa che però agisce nel presente, perché il passato va rispettato ma non si devono ripetere gli errori. Lucrezia, sono da lei. Fratelli d'Italia, il centrodestra ha attaccato appunto Denardi per l'appuntamento elettorale. Vorrei un po' andare oltre a questo. Andiamo sul tema della mobilità sostenibile. Garantire la mobilità sostenibile, quindi dare più spazio alle biciclette e ai pedoni, significa anche iniziare a pedonalizzare i centri. A Montebelluna che scelta è stata fatta? A Montebelluna è stata fatta la scelta di pedonalizzare il centro. Questo è stato fatto ancora durante il primo mandato di Marzio Favero e è stato in un primo momento ostacolato da parte della cittadinanza, anche parte dei commercianti che erano molto per la situazione. Era stato creato un PUT, una viabilità, e quindi c'era molta preoccupazione delle persone e anche una preoccupazione che è stata fomentata da alcuni avversari politici che poi si sono presentati alle elezioni dicendo che avrebbero tolto interamente la pedonalizzazione e sarebbero ritornati a rimettere la strada in centro a Montebelluna. Chi non conosce Montebelluna non lo sa, però una volta, non tanti anni fa, Montebelluna era proprio percorsa nella strada principale da una strada e quella strada appunto è stata tolta con quest'opera di pedonalizzazione, all'inizio osteggiata, come dicevo, da una parte dei commercianti che sono stati anche fomentati nelle loro legittime preoccupazioni, perché chiaramente quando uno ha un'attività in centro magari teme che le persone facciano più difficoltà ad arrivare. In realtà poi la scelta è stata molto positiva, tanto che adesso se noi andiamo a chiedere ai nostri concittadini se ritornerebbero indietro, sicuramente ci direbbero di no, e
quei candidati, quelle persone che avevano osteggiato questa scelta e che appunto si erano presentati alle elezioni dicendo appunto che avrebbero addirittura tolto la pedonalizzazione, sono stati puniti molto severamente dagli elettori. Quindi ormai è una cosa che è stata digerita, che permette di avere una città più verde, ma anche di organizzare degli eventi in centro che attraggano le persone e che le persone possano arrivare anche a piedi in centro. Poi abbiamo iniziato anche noi a organizzare alcune domeniche ecologiche, sia perché è un obbligo normativo, ma anche perché è comunque un'occasione per stimolare le persone su un tema importante. Chiaramente sono temi delicati e che vanno portati avanti con una certa delicatezza, non si possono imporre delle scelte troppo drastiche ai cittadini, perché chiaramente andrebbero a vedere negativamente queste politiche green. Però un passetto alla volta bisogna andare assolutamente in questa direzione. Grazie, allora io mi collego un po' a questo per far emergere il tema dei parcheggi. Un'altra proposta che lei, De Nardi, ha fatto è di rendere il parcheggio per i residenti del centro fruibile solo ai residenti. Sostanzialmente in centro possono parcheggiare solo i residenti, gli altri parcheggino fuori. Può contestualizzare questa proposta? Cioè anche per risolvere un po' il nodo parcheggi. Poi siamo da lei anche col tema dei parcheggi. Sì, non è solo un tema di parcheggi, ma un tema anche di viabilità. Noi abbiamo fatto qualche mese fa un sondaggio e il 78% dei trevigiani si sono dimostrati favorevoli alla pedonalizzazione del centro. Questo significa che la larga maggioranza dei trevigiani ritengono il centro storico non come dire, territorio da automobili. Il centro storico dentro le mura dovrebbe diventare prevalentemente uno spazio dedicato alle persone. E quindi sviluppando una urbanistica completamente diversa, dove le auto tendenzialmente sparirebbero alla vista e dovrebbero essere collocate dentro dei parcheggi multipiano che possono ospitare le auto e possono rendere la città molto più verde, molto più vivibile, molto più godibile per tutti gli abitanti e per i turisti di Treviso. Il parcheggio in Piazza Vittoria? Il parcheggio a Piazza Vittoria noi siamo fortemente contrari, è un parcheggio che è da 20 e passanni che è deciso che si deve fare, ma non sono stati in grado di farlo perché era una scelta sbagliata, lo era allora, lo è tanto peggio adesso dopo tanti anni. Quella è una zona altamente scolastica con tanti istituti, ci sarà anche l'università, quindi portare 400 auto, un flusso continuo di macchine e persone che cercano parcheggio in un parcheggio così grande nel pieno centro di Treviso è una cosa totalmente sbagliata che noi rigettiamo assolutamente. Invece preferiamo pensare a più parcheggi piccoli, possibilmente multipiano, dentro il centro storico per i residenti e per gli aventi diritto. Il traffico che arriva da fuori deve essere fermato prima, quindi con grandi parcheggi sempre multipiano, per esempio in stazione dove ci sono già degli spazi disponibili, per esempio dietro lo stadio sull'ex Foro Boario che può essere potenziato appunto con degli edifici multipiani e in altre situazioni dove ci è consentito di creare dei parcheggi fuori dalle mura. Inoltre vanno fatti dei parcheggi gratuiti molto prima dell'arrivo alle mura, collegati con delle navette molto rapide. Ma è sostenibile questo progetto? Certo che è sostenibile, deve essere sostenibile. Allora noi stiamo perdendo un sacco di finanziamenti che arrivano dall'Europa, perché il PNRR prevede la transizione digitale ed ecologica, e affrontare i problemi del traffico è un tema di transizione ecologica e lo può diventare anche digitale perché gli strumenti tecnologici ci possono aiutare a farlo ancora meglio e rivedere anche tutti i trasporti pubblici rendendoli molto più efficienti, quindi autobus più piccoli, elettrici e più frequenti e che siano accessibili agli anziani e ai disabili. Oggi gli autobus sono delle cose enormi, difficili di accesso, ne passa uno ogni mezz'ora tipicamente, quindi è un'impostazione del trasporto pubblico che è vecchio di tantissimi anni fa e che non è più adeguato alle esigenze della cittadinanza. Diverso rispetto a quello di tanti paesi, ad esempio del nord. Cosa ne pensa del ragionamento
Cosa ci sta facendo vedere? Vediamo. Se la regia può inquadrare, perché le parole come sempre sono belle, i fatti sono meglio. Questo è un articolo di quando il ministro Di Maio era ministro dello sviluppo economico. Di Maio fa tornare, leggo io perché magari non tutti i telespettatori riescono a leggere, il titolo dell'articolo è: Di Maio fa tornare industria italiana autobus a maggioranza pubblica. Ok, industria italiana autobus è, come dice il nome, una fabbrica che produce autobus. Era privata, stava fallendo e lo Stato durante l'amministrazione diciamo, in cui c'era il Conte 1, quindi con il ministro Di Maio dello sviluppo economico, ne ha risollevato le sorti, è diventato socio di maggioranza e producono appunto autobus. Questo è un dato di fatto, perché durante la campagna elettorale la stragrande maggioranza dei partiti si trovano d'accordo sulla stragrande maggioranza dei temi. Io quello che continuo a ripetere: guardate quello che è stato fatto nei 5 anni precedenti, ma soprattutto guardate ai potenziali conflitti di interesse, perché è sempre lì la differenza tra una buona politica e una non buona politica, sono i conflitti di interesse. Noi non abbiamo candidati, amministratori che abbiano conflitti di interesse nel mondo industriale, nel mondo finanziario, nel mondo bancario, nel mondo assicurativo, nel mondo dei trasporti, della logistica, dei parcheggi, di qualsiasi altra cosa. Quindi più che le promesse elettorali, io ripeto sempre a tutti: guardate quello che è stato fatto nei 5 anni precedenti e soprattutto state attenti al conflitto di interessi, perché quello è quello che fa la differenza tra una politica buona e meno buona. Lucrezia Favaro, abbiamo dato la notizia del Comune di Padova, comune a guida centrosinistra, che in qualche modo ha scelto di tirare dritto sull'iscrizione all'anagrafe di figli di coppie con 2 mamme o 2 papà, le famose famiglie arcobaleno. Dal Veneto è partita questa sorta di sfida al governo centrale a guida, insomma, Fratelli d'Italia. Che cosa ne pensa di questo atto di disobbedienza e che cosa potrebbe accadere secondo lei ora? Che la questione vada regolamentata è chiaro, tuttavia credo che un sindaco che è sì capo dell'amministrazione comunale, ma in alcune materie come quella dell'anagrafe è anche un rappresentante del governo sul territorio, credo non possa permettersi di disobbedire ad una legge statale, perché appunto nel suo comune rappresenta lo Stato, tanto più appunto in maniera di anagrafe. Quindi capisco che un sindaco possa sollevare la questione, che è estremamente delicata e appunto in gioco ci sono anche questioni che riguardano i diritti dei bambini, e quindi non stiamo parlando di una cosa che non è importante, ma tutt'altro. Tuttavia andare a disobbedire ad una legge statale, appunto essendo un sindaco e quindi dovendo rispettare le leggi statali, credo sia abbastanza grave, insomma. Nella sua maggioranza in qualche modo è stato chiarito, anche quando c'è stata l'assemblea ANCI, che questa non era una priorità. Non è una priorità del governo, è stata un'affermazione del vice premier Matteo Salvini. Cosa ne pensa? C'è una questione più ampia su cui bisogna discutere, nel senso che nel momento in cui si riconosce che una condotta è un reato, bisogna prendere atto che è un reato che sì viene commesso all'estero, però nel momento in cui una persona ha commesso un reato, come si fa a legittimare quel tipo di condotta per quanto commessa all'estero? Allora probabilmente nei casi in cui il bambino ha comunque un genitore, si può iscrivere un genitore e l'altro insomma non è genitore, però in qualche maniera una tutela del bambino inevitabilmente c'è. Non tutti hanno 2 genitori, se uno ha un solo genitore avrà un solo genitore, l'altro casomai si dovrà risolvere la questione in tema di adozione. È mai capitato, mi perdoni, una richiesta di questo tipo all'anagrafe di Montebelluna? Non mi risulta. Non è successo. Ok, allora devo andare in pubblicità, pochi secondi, chiedo di attenderci, anche voi telespettatori restate con noi, a tra poco.
Ecco, allora abbiamo appena toccato il tema dell'iscrizione all'anagrafe dei figli nati da due mamme e due papà, quindi queste famose famiglie arcobaleno, e avevamo fatto un collegamento proprio con la nostra Valentina Visentini, perché a Padova il sindaco Sergio Giordani, amministrazione di centrosinistra, ha tirato dritto per la sua strada e ha iscritto all'anagrafe un bambino figlio di due mamme. La risposta non è tardata ad arrivare, l'ha data il sottosegretario alla giustizia, il Veneto Andrea Ostellari. Ve la facciamo sentire, poi qui dallo studio la commentiamo. Secondo me, allora, il tema dei bimbi, il tema dei bambini non deve costituire una bandiera ideologica, non deve soprattutto dividere. Il rispetto delle regole è fondamentale, non ci possono essere sindaci che si ritengono illuminati e che sulla base di questa, diciamo così, loro caratteristica non rispettano regole che devono valere per tutti. Io non lo so che cosa ha fatto e che cosa il sindaco di Padova in questo caso ha registrato. Ci sono le autorità che ovviamente sono preposte al controllo, facciano i controlli. Allora, se lei diventasse sindaco cosa farebbe? Disobbedienza come Giordani? Denardi? Allora, io credo che i diritti dei bambini siano sopra ogni altro ragionamento, quindi quello che ha fatto Giordani, ma che credo abbia fatto anche Conte, riconoscendo appunto i figli delle coppie omogenitoriali, è una decisione corretta che condivido e che trovo assurdo mettere in discussione. La cosa che mi stupisce è che all'interno anche della stessa area politica ci siano posizioni così diverse, perché appunto Conte è andato in una direzione, il governo è andato da un'altra. Per cui mi chiedo quale sia veramente la linea da parte loro e che cosa ci sia dietro, perché forse siamo in campagna elettorale, quindi magari certi annunci vengono fatti localmente più per interesse politico che altro. Devo dire che nella nostra coalizione c'è più Europa, che notoriamente è un partito che si batte per i diritti umani e per la libera scelta e determinazione delle persone. Infatti loro stanno portando avanti anche il tema del fine vita. Girotto, cosa ne pensa lei? Sì, beh, il tema chiaramente è delicatissimo perché i bambini chiaramente devono essere tutelati fino a maggiore età, quindi il focus è sempre che il minorenne, il minore, il bambino deve avere la massima tutela possibile. Allora, noi abbiamo un comitato apposito su questo argomento, lo coordina Alessandra Maiorino, per cui potete leggere le sue dichiarazioni. Noi siamo sempre stati totalmente aperti a quelle che sono le istanze del mondo, chiamiamolo LGBT, la sigla, adesso non so che oltre LGBT si aggiungono altre sigle, siamo sempre stati assolutamente aperti verso quello che sono le loro richieste, non abbiamo nessuna preclusione ideologica. Io chiudo il ragionamento con il fatto che questa mi sembra una delle tipiche azioni che vengono fatte per mettere in atto la vecchissima politica del divide e timpera, cioè fai discutere la cittadinanza su temi delicati ed etici come questo, in maniera che la cittadinanza si divide tra chi è a favore della, in questo caso, maternità surrogata, chi è contro, chi è a favore delle coppie omosessuali e chi è contro le coppie omosessuali, in maniera che non si occupino di tutto il 99% del resto della politica. Noi ci concentriamo nel creare lavoro e benessere. Quando c'è lavoro e benessere, allora la gestione di questi diritti diventa decisamente più semplice. Grazie, perché state riuscendo ad essere brevi e ve ne sono grata, perché voglio toccare un ultimo tema. Ieri taglio del nastro per il raccordo, parliamo di Pedemontana, raccordo con la A27. Lucrezia, parto da lei, un successo, è stato salutato ieri dalle istituzioni, c'era Salvini, c'era Zaia, c'erano anche tanti sindaci, come un grande successo, un'infrastruttura che aiuterà il territorio. Un commento su questo, poi lo chiedo anche agli altri. Sicuramente un'opera attesa da molti anni, finalmente insomma arriviamo ad un buon punto.
un'opera che appunto ha avuto, cioè sta avendo è stata realizzata in maniera ineccepibile. L'unica questione su cui credo si possa discutere è relativa al costo, tanto più per magari chi è pendolare che si troverebbe appunto a dover sostenere dei costi molto elevati per l'utilizzo. Però insomma nel complesso credo che si possa essere soddisfatti. Con la speranza che si abbassino un po' i pedaggi. De Nardi, cosa dice lei? Zanoni è stato molto critico ieri, la Pedemontana, insomma, un esborso di soldi considerevole, poi alla fine insomma, la percorrenza non è quella che ci si aspettava. Da imprenditore cosa dice? Io dico da imprenditore che questa opera è costata una follia, ci ha messo tantissimi anni per realizzarsi e ha creato un problema veramente importante alle finanze della Regione, e questo significa avere meno risorse per la salute, dove invece abbiamo dei problemi enormi che stanno crescendo a vista d'occhio e dove la soluzione sembra quella di dare al privato la gestione della sanità. E questo è un trend che non posso accettare, perché è drammatico mettere nelle mani del privato la sanità pubblica, che è un servizio strategico, e corriamo il rischio di finire come negli Stati Uniti, dove se non hai la carta di credito ben fornita rischi di non avere assistenza. Mi permetto di dirle solo le dichiarazioni che ha fatto ieri il Presidente Zaia, che ha detto che non è la strada più costosa, anzi è stata realizzata con un risparmio considerevole, giusto perché forse avrebbe voluto dirlo Lucrezia quando l'ho prima detto qualcosa sui pedaggi, giusto per essere chiari. Ma si calcola un investimento da 2 miliardi in un certo numero di anni e che verrà recuperato in base ai pedaggi. Ma se i pedaggi sono così costosi, da imprenditore sono abituato a fare questi conti, e quindi se tu hai un prodotto che costa troppo, nessuno lo usa, ti rimane l'opera, tutti i costi che hai dovuto sostenere per farlo, e non hai nessun impatto né di tipo economico né di tipo funzionale rispetto ai cittadini. Quindi al momento è un'opera del tutto fallimentare. O vengono rivisti i numeri e quindi viene favorito l'utilizzo della strada, altrimenti rimane una cattedrale nel deserto. Questo è un gravissimo problema per la Regione Veneto. Girotto, Pedemontana, successo, fallimento? Mi tocca sorridere amaramente, perché è una cosa che denunciamo da molti anni. Anche in questo caso chi volesse approfondire oltre il minuto e mezzo a disposizione può andare nei social di Enrico Cappelletti, che è un senatore 5 Stelle che vive tra Padova e Vicenza, che ha seguito in dettaglio. Ecco, i dati che abbiamo noi è che questa autostrada doveva costare 2 miliardi di euro, ma ne costerà 11. Tanti pochi, chiaramente sono tantissimi, è più del Mose, ma soprattutto, è questo il grossissimo difetto che noi denunciamo da sempre, se questi pedaggi non verranno se questi soldi non verranno dai pedaggi, perché il traffico sarà scarso, questi soldi verranno comunque pagati dal pubblico, dai cittadini, quindi sono spese, sono denaro che proprio viene pagato dall'ente pubblico, perché il contratto che è stato fatto dalla Regione Veneto dice che se le macchine che passeranno saranno poche e quindi gli incassi dei pedaggi saranno pochi, la differenza la metterà la Regione Veneto, lo metterà lo Stato italiano, lo metterà insomma il cittadino italiano. Quindi è stato fatto un business a favore di pochi, e qui siamo al solito discorso del conflitto di interessi, perché naturalmente chi ha costruito quella strada ci guadagna in maniera blindata, perché anche se non passerà nessuno, nel caso estremo, comunque la differenza dell'incasso verrà coperta dai cittadini italiani. Grazie. So Giorgio De Nardi che lei voleva rispondere, voleva dire qualcosa, ma purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Io vi devo ringraziare per essere stati tutti e tre nei tempi tecnici, che purtroppo sono i tempi televisivi. I riferimenti ovviamente per approfondire i temi che vi abbiamo lanciato, comunque li potete trovare sul web. Lucrezia Favaro, grazie per essere stata con noi. Assessora Montebelluna per il Partito di Fratelli d'Italia, grazie
Grazie per il collegamento. Giorgio Denardi, candidato sindaco a Treviso per il centro-sinistra, grazie anche a lei, e Gianni Girotto, Movimento 5 Stelle in lista anche lei per le amministrative a Treviso. Grazie a voi telespettatori per averci seguito ancora una volta, sono le 14:30, dunque abbiamo terminato, ma vi ricordo che a partire dalle 18:30 torna l'informazione su Antenna 3, si parte come sempre con il TG del Veneto, poi a seguire Venezia e Treviso. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.